Rientriamo in questo studio ideale dedicato ai saperi e ai sapori di Valdobbiadene, all'antica fiera di San Gregorio. C'è anche questo percorso di formaggi con APRO, l'associazione di produttori di latte del Veneto, e qui abbiamo Terenzio Borga, il presidente. In mano ho un formaggio che si chiama Bastardo del Grappa, vicino il Morlacco del Grappa, insomma tutti i prodotti di grande qualità che dobbiamo far conoscere. Quali sono le specificità di questi formaggi? Intanto il Bastardo e il Morlacco del Grappa, proprio perché sono del Grappa, sono originari di quella zona. Vorrei fare due parole sul Morlacco, un formaggio che non veniva più prodotto, che è stato ripreso con forza dal direttore Bernardi e dal nostro tecnico, il signor dottor Mario Innocente. Praticamente adesso il Morlacco è diventato presidio Slow Food, creando redditività. Appunto con la produzione di questi due prodotti siamo riusciti a riportare le vacche nelle maglie. Adesso prima il concetto è quello, la vacca pascola in malga, si nutre di fiori, di erbe di montagna, quindi il latte ne acquisisce i sapori, i sentori, e i formaggi diventano straordinari, anche perché sono poi lavorati a latte crudo, se non sbaglio. Esatto, una cosa è il Morlacco del Grappa, una cosa è il Morlacco del Peggio, quindi dovete capire la differenza proprio fra i due prodotti, è una cosa incredibile, addirittura si nota la differenza fra malga e malga, proprio il ragionamento che hai fatto tu, i sapori che vengono dati dalle erbe, dalle diverse località nei quali vengono prodotti, questa vuol dire questa tipicità, questa è una cosa veramente da sottolineare. Allora, io ringrazio ovviamente per questa cortesia Terenzio Borga. Noi intanto continuiamo questo viaggio qui a San Gregorio, a Valdobbiadene, anche con dei temi di stretta attualità. Il governo ha appena creato delle normative che vanno un po' a distruggere le aspettative sul fotovoltaico di tante famiglie. Tra poco ne parleremo con l'assessore Noal. Intanto andiamoci a guardare questo servizio di cronache trevigiane. A tra poco. Si aprirà domenica 3 aprile la Challenge 2011 Internazionali del Prosecco. La gara che unisce 3 competizioni ciclistiche che si svolgono nelle terre del Conegliano Valdobbiadene di OCG. Anche quest'anno ha un trofeo speciale dedicato alla primavera del Prosecco, un abbinamento importante per trasformare le 3 corse ciclistiche in veri e propri eventi, come ci spiega l'onorevole Guido Dussin. L'evento sportivo c'è già da anni, adesso è stato abbinato insieme, quindi è stato fatto una community di ciclismo a alto livello, quindi la leadership delle manifestazioni è proprio qui sulla nostra realtà, laddove il ciclismo da tanti anni è radicato. Adesso si tratta proprio di costruire un modello sotto il punto di vista dell'evento che sia talmente fantastico da poter essere appetibile anche alla grande TV, ai grandi media di comunicazione. Delle potenzialità dell'evento internazionali del Prosecco è convinto anche Giovanni Follador, coordinatore della Primavera del Prosecco, che lo scorso anno ha deciso di unire il grande evento enoturistico trevigiano al trittico ciclistico. Sono sicuramente delle manifestazioni di grande interesse, noi abbiamo voluto proprio per questo abbinarle con la Primavera del Prosecco. Cioè il nostro territorio o fa squadra e quindi mette assieme tutte le eccellenze del territorio, queste sicuramente sono eccellenze del territorio, che vanno quindi al di là dell'evento di per sé sportivo, ma possono essere anche un veicolo di promozione del territorio, di marketing territoriale. Siamo andati allora a sentire i protagonisti di questa challenge, che stanno lavorando da mesi per garantire un grande successo all'evento. Ai nostri microfoni il presidente del Velo Club San Vendemiano. È un evento importante, come diceva l'onorevole Guido Dussin, abbiamo bisogno di altri veicoli, di altre persone, e quindi la Primavera del Prosecco in questo caso potrebbe essere proprio il primo veicolo in primis per poter lanciare definitivamente questa Challenge del Prosecco. La prima delle 3 gare sarà il 63esimo trofeo PIVA, Banca Popolare di Vicenza. Sentiamo il presidente della C, Col San Martino. È un percorso molto nervoso, a detta degli addetti ai lavori, e speriamo che sia un percorso degno di questa manifestazione che andiamo a organizzare. Tanti anche gli atleti stranieri e le novità, come ci spiega il presidente della Pro Belvedere. Abbiamo una quindicina di nazioni straniere, tra le quali le novità abbiamo la nazionale USA degli Stati Uniti, la nazionale del Canada, una nazionale belga, che è la prima volta che viene da noi, la riconferma della ZDR, della Catiuscia, dell'australiana Jayco Skins e le migliori, come ho detto prima, le migliori squadre italiane.
Ecco quindi il calendario delle competizioni. Domenica 3 aprile, 63esimo trofeo Piva Banca Popolare di Vicenza. Lunedì 25 aprile, 73esimo Giro del Belvedere e domenica 29 maggio, quarto trofeo Città di San Venemiano e 51esimo Gran Premio Industria e Commercio. E rientriamo in questo studio ideale, come detto, dedicato all'antica fiera di San Gregorio Valdobbiadene, dove c'è anche l'attualità che preme. C'è un argomento particolare che Cronache Trevigiane voleva trattare e lo fa con l'assessore Michele Noal, nonché presidente del consorzio della bioedilizia. Allora, fotovoltaico, il governo ha fatto una decisione shock di ridurre gli incentivi, ma soprattutto di rendere questa decisione retrodatabile, e quindi chi era partito con un investimento che ancora non è allacciato entro una data che adesso l'assessore ci dirà, il 31 maggio, ecco, niente, non beneficerà ovviamente degli incentivi. E quindi? Ma guardi, siamo veramente sbalorditi, cioè non riusciamo a capire, anche perché avevamo assicurazioni da chi ha discusso all'interno delle commissioni in Parlamento che il testo originale del governo era stato cambiato nel verso che le associazioni di categoria avevano indicato. Così non è stato, è stato smentito perfino il relatore Saia e il governo ha approvato il testo così come presentato all'inizio. Siamo molto contrariati, siamo arrabbiati, abbiamo anche preso delle posizioni importanti. Il Presidente Muraro ha inoltrato a Roma delle lettere di protesta. Io come assessorato penso addirittura di riuscire a riunire una commissione provinciale attività produttive con le categorie che ci porteranno le loro istanze. Non è pensabile rinunciare all'energia che ci viene gratuitamente ed è pulita, che è quella del sole, per cui tutte le politiche del governo, della regione, della provincia e del consorzio della bioedilizia vanno in questa direzione e dovranno andare in questa direzione. Siamo per questo molto arrabbiati e speriamo la garanzia o l'assicurazione che ci sarà una importante presa di posizione anche a livello di maggioranza al Parlamento e quindi nei confronti del governo per rivedere completamente il decreto. Allora, io la ringrazio per questa testimonianza, grazie all'assessore Noal, e noi torneremo sicuramente su questo argomento, ma intanto ci fermiamo qui per un servizio di Cronache Trevigiane e poi le conclusioni da San Gregorio Valdobbiadene. Presentata presso la sede della provincia l'8ª edizione di Treviso Marathon, la manifestazione podistica che il 27 marzo radunerà nella Marca atleti provenienti da tutti i continenti. Una gara da primato per livello organizzativo, partecipazione ed eventi collaterali che potrà contare ancora una volta su uno sponsor d'eccezione. Ascotrade, la società di vendita per i prodotti energetici del gruppo Ascopiave. Quest'anno Ascotrade scende in pista e corre con i concorrenti della maratona. Ogni corridore, infatti, porterà una pettorina con il marchio della società che da oltre 50 anni si occupa della fornitura di gas nel nostro territorio. Una collaborazione, quella tra Ascotrade e Treviso Marathon, salutata con i migliori auspici dal presidente Stefano Busolin. Per noi è un'opportunità di visibilità, questo è quello che cerchiamo evidentemente, non dimentichiamo mai il nostro mandato, che è quello di incrementare i nostri clienti, che è quello di vendere, e dunque anche attraverso queste iniziative importanti di carattere sportivo cerchiamo di posizionarci con visibilità e di farci conoscere ai nostri clienti. Soddisfazione anche da parte degli organizzatori dell'evento, che sottolineano l'importanza di beneficiare di uno sponsor come Ascotrade. Ascotrade è stata una delle prime aziende che nelle prime edizioni ha creduto in Treviso Marathon, e è bellissimo pensare che in questa 8ª edizione abbia scelto di prendere questo spazio di grandissima visibilità, che è il pettorale, che verrà visto da tutti gli spettatori lungo il percorso, ma verrà anche visto nelle varie fotografie che verranno fatte agli atleti, quindi anche per gli anni successivi. La Treviso Marathon non è solo una vetrina di grande prestigio, afferma Stefano Busolin, ma anche l'occasione perfetta per condividere valori importanti che accomunano Ascotrade a quello straordinario sport che è la corsa podistica. Qui ci sono dei valori importanti, l'atletica leggera, la maratona, l'enfatizzazione della fatica e attraverso la fatica passa il lavoro, ed è quello che facciamo noi quotidianamente. Con fatica cerchiamo di vincere le nostre battaglie, le nostre gare nel mercato, cerchiamo di conquistare ancora una volta un maggior numero di clienti possibile per combattere i nostri competitor.
Rientriamo in questo studio ideale ancora a San Gregorio Valdobbiadene per le conclusioni. Abbiamo il sindaco Bernardino Zammon che ci attende. Sindaco, siamo intanto in mezzo ai figuranti della pastoria del Borgofuro che stanno ovviamente interpretando i lavori vecchi mestieri di una volta. E San Gregorio è uno snodo, no, di mestieri di una volta, la tradizione però si rifà attualità, è un po' questo il messaggio. Sì, questo contenitore storico delle esperienze artigianali, delle esperienze agricole che un tempo con le vacche, con i primi accenni al prosecco e forse neanche con i prodotti del territorio, oggi diventa ancora un messaggio attuale, un prodotto di eccellenza, realtà produttive della terra che comunque dalle erbette spontanee del Cesen piuttosto che alle marmellate, gli insaccati confezionati a livello domestico riescono ancora a parlare di questa tradizione centenaria e riescono ancora a far sperare le giovani generazioni nei prodotti di qualità. Prodotti di qualità che fa sì che qui a Valdobbiadene è stato lanciato un messaggio chiaro anche ai genitori, basta con le merendine ai vostri figli, preparare del cibo per l'altro è stato detto è un atto d'amore, quindi nutriamoli con la testa, non solo con la pubblicità, è così. Sapendo che c'è un concetto di garanzia a tutto campo, quella del contenuto dell'alimento davvero salvaguardata con normative speciali che riescono a dire che la marmellata, il prodotto locale è una realtà garantita sul piano della qualità e poi anche un'altra che è quella del colore. I giovani, i ragazzi mangiano guardando anche al colore di questi sapori. Questo è garantito con il prodotto locale. Questi vasetti, questi insaccati, questi formaggi che profumano e odorano riescono a convincere anche i giovani e i bambini ad una alimentazione di qualità localizzata tra di noi. In conclusione ritorniamo a parlare della chiesa di San Gregorio, che da lì è nato il paese. Sì, la Valdobbiadene, come ho detto, che prende il nome dal fiume Piave, ha la sua identità nel tratto cristiano e San Gregorio ne è la matrice. L'antica chiesa di San Gregorio è uno dei 3 punti più storici in cui si è fondata la comunità valdobbiadenese. Martignago, Colderove, in mezzo San Gregorio. Non c'è futuro se non su questa radice che recupera il fatto identitario. Allora, grazie al sindaco di Valdobbiadene. Noi siamo arrivati a queste conclusioni. Cronache Trevigiane come sempre tornerà la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.